costringerà alla fine anticipata delle stagioni di diversi alberghi del litorale a lanciare l'allarme l'associazione di categoria di Jesolo. Spese insostenibili. Chiude a Mestre, la libreria dell'M9, il libro con gli stivali. Qui è il deserto, non c'è passaggio pedonale, così il titolare dopo la chiusura del ristorante e del negozio di giocattoli. Sono state installate le prime paratoie che difenderanno la Basilica di San Marco dall'acqua alta a Venezia, progetto di cui si parla da anni che vede finalmente i primi passi concreti. Donna ferita in pieno giorno in strada con un coltello, il fatto a Fabro Veneto ieri pomeriggio in via Monte Abetone, arrestato l'aggressore, si tratta di un 50enne del posto. Varato questa notte il ponte sul fiume Lemene lungo la 4 in direzione Venezia, si tratta di uno dei 3 ponti tra le opere incluse nei lavori per la realizzazione della terza corsia. La mostra del cinema festeggia i suoi primi 90 anni con un'esposizione fotografica, fan in delirio per i loro beniamini con una scala a seguito per avvicinarsi al red carpet. Conto alla rovescia per il rito di beatificazione di Papa Luciani, Antena 3 lo seguirà in diretta domenica a partire dalle 10, alternando le emozioni della Natia, canale d'Agordo con Piazza San Pietro. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito in primo piano anche questa sera, l'emergenza bollette, il caro energia perché costringerà la fine anticipata delle stagioni di diversi alberghi del litorale a lanciare l'allarme l'associazione di categoria di Jesolo. O chiudiamo o sicuramente ci saranno delle perdite gravose. Neanche il tempo di festeggiare l'estate d'uscita dal Covid, con presenze negli alberghi persino superiori al periodo pre-pandemia, che il turismo del litorale veneziano si trova a fronteggiare un'altra emergenza. L'impennata delle bollette è tale da sconsigliare il prolungamento di stagione, troppe spese. Un incremento energetico che varia sull'ordine del 300-350%, gas che sfiora 450-500% di aumento, con tutti poi gli aumenti correlati dai generi alimentari alle lavanderie, e questo ci preoccupa in maniera particolare perché non sappiamo come comportarci. È pur vero che la stagione è stata eccezionale, ma da entrambe le parti ricavi cresciuti e costi cresciuti ma in maniera esponenziale. Con picchi da tutto esaurito in molti fine settimana della parte centrale dell'estate, a Jesolo l'occupazione media degli alberghi da maggio ad agosto è stata del 75,4%, più 7% sul 2019. 38% di italiani, 45% di austriaci, tedeschi e svizzeri e un 12% dell'Est Europa. Ma le circostanze ora costringono a tirare il freno. Nella sola Jesolo operano 370 alberghi con 6.000 dipendenti e per loro, se si taglia un mese, salta anche la mensilità. Noi chiediamo sicuramente un aumento di quello che è il credito d'imposta. Su questi aumenti crediamo di rianalizzare quelli che sono gli extra profitti derivanti dal gettito IVA. Chiediamo degli aiuti che possano essere equiparati agli aiuti che sono stati dati nel periodo Covid, perché qui veramente si parla della sopravvivenza delle singole imprese e poi della località nel suo insieme. E chiude a Mestre la libreria dei ragazzi del chiostro M9, nonostante sia a ridosso di piazza Ferretto, l'intera area non è mai riuscita a decollare, tante attività chiudono. Perché ha deciso di chiudere? Non è una scelta, è un passaggio obbligato. Perché? Perché all'interno di questo chiostro non raggiungiamo il fatturato minimo che ci permetta di pagare l'affitto. Non è una chiusura come le altre, quella del libro con gli stivali, la libreria per ragazzi del chiostro dell'M9. È la chiusura di una delle ultime attività presenti in quel nuovo distretto che doveva diventare il fiore all'occhiello del centro di Mestre. Avevo chiesto di poter mettere l'insegna, mi è stato risposto di no perché avremmo avuto la garanzia di flussi pedonali, avremmo avuto la garanzia di una comunicazione fatta da M9. Tutto questo non c'è stato e per noi è molto condizionante. Non che attorno le cose vadano meglio. Percorrendo via Brentavecchia si incontrano negozi chiusi, vetrine vuote, cartelli di affittasi o vendesi, fino a sbucare in quella via Poerio dove sono state recentemente rimosse edicola e panchine perché piene di sbandati. Una scomparsa che, tabaccheria a parte, si è alzata come un sipario che ha scoperto altre vetrine con la scritta Vendesi.
I proclami che avevano accompagnato l'inaugurazione dell'M9 si erano presto scontrati con una realtà diversa. Quando abbiamo inaugurato a dicembre 2018 non eravamo soli, c'era Città del Sole a fianco a noi e il ristorante FC 1920 al secondo piano. Già nel 2019 hanno capito che il chiostro non si sarebbe sviluppato e hanno deciso di tirare i remi in barca. Per più di un decennio la passione per i libri di Nicola Fuochi è stata contrassegnata da soddisfazioni, come il Premio Nazionale di Migliore Libreria per Ragazzi ottenuto nel 2015 e la stampa di libri di propria produzione nel 2017. Al chiostro, invece, nel 2020 si era dovuto persino confrontare con bande di sbandati che minacciavano di spaccargli il negozio. Io ho sempre detto io sono un libraio, non faccio il libraio. Questo è quello che ho scelto di fare. In questo momento non ho le forze di spostare la libreria. Quindi... Torniamo a Venezia perché sono state installate le prime paratoie che difenderanno la Basilica di San Marco dall'acqua alta. Possiamo parlare di una data storica per la città. Senza eccedere nei trionfalismi possiamo parlare sicuramente di data chiave per la tutela della Basilica di San Marco dall'acqua alta. Sono infatti arrivate in queste ore in piazza le prime paratoie mobili rimovibili in cristallo che dovranno servire a proteggere la Basilica dall'alta marea. Le prime, eccole qui, dopo tanto che se ne è parlato, sono già state installate sul lato nord a fianco della porta della Nicopeia. La strada, per vedere ultimato il progetto, è ancora comunque lunga, ma qualcosa all'orizzonte si vede. Le parole del primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Siamo in attesa che si finisca rapidamente questo lavoro, che si possa rivedere la Basilica, seppur contornata nelle paratoie in cristallo, ma che la Basilica possa presentarsi al mondo intero di quelli che vengono a Venezia per godere della piazza di San Marco nella sua interezza, ma in particolare di vedere la realtà della nostra Basilica, possano vederla in maniera. Tesserin ribadisce che occorre un deciso cambio di passo rispetto agli ultimi 3 anni. Si facciano le operazioni che si devono fare nelle due aree del contorno della Basilica e che ognuno si faccia carico delle prossime responsabilità. La Basilica le sue responsabilità le sta dimostrando. Noi ci aspettiamo che tutti facciano quello che si deve fare con grande senso di responsabilità. La Procuratoria vigilerà comunque con attenzione affinché i tempi siano rispettati. La realtà di San Marco merita di essere rispettata in tutti i modi. Sono certo che questo si verificherà. Auguri di buon lavoro, auguri che inizi positivamente il mese di settembre. Passiamo ora alla cronaca, andiamo a Favaro Veneto. Una donna è stata ferita con un coltello dopo una violenta lite in pieno giorno. Quell'animato litigio tra lui e lei in pieno giorno non è certo passato inosservato tra chi si trovava in via Monte Abetone a Favaro, anche e soprattutto per la comparsa di un coltello che ha separato le strade della coppia, entrambi italiani sulla cinquantina. Lei a bordo dell'ambulanza del SUEM verso l'ospedale con una ferita non grave, lui a bordo di una volante della polizia a cui sono affidate le indagini. Erano le 14, in giro c'era poca gente, ma la presenza di un bar e di un supermercato ha fatto sì che quando la lite è degenerata non mancassero i testimoni. Sul posto è arrivato anche il presidente della municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, che a prescindere dal caso in questione ha voluto ricordare come esistano strutture dedicate a cui ci si può rivolgere. Gli inquirenti faranno il loro lavoro, prima di sparare sentenze aspettiamo di vedere come vanno le cose, in ogni caso solidarietà e vicinanza a questa donna. Dopodiché invito tutte le donne che sono vittime di violenze domestiche e quant'altro, in questo periodo soprattutto dove di tenere alta l'attenzione da parte di noi tutti, ma anche di rivolgersi ai centri antiviolenza del comune e di denunciare questi episodi di modo che poi possano essere messi in sicurezza e possano risolversi i problemi prima che si verificano aggressioni e purtroppo anche omicidi. Apriamo ora la pagina politica. Padova Forza Italia presenta i candidati per Camera e Senato per il Veneto, intervento telefonico di Silvio Berlusconi che spiega il programma e poi torna a parlare di Putin con delle dichiarazioni che potrebbero far discutere.
Sono quasi tutti amministratori locali del territorio, sindaci, assessori, consiglieri comunali e anche nuovi iscritti come l'ex primo cittadino di Verona, Flavio Tosi. Ecco la squadra di candidati veneti di Forza Italia alle prossime elezioni politiche. Sono tutte candidature di amministratori, quindi persone legate al territorio. Forza Italia ha fatto quello che una volta faceva la Lega. La Lega una volta candidava persone del territorio e quindi amministratori capaci da mandare a Roma. Questa scelta l'ha fatta Forza Italia, quindi io ho accettato volentierissimo l'invito del Presidente Berlusconi, del coordinatore Tajani, della senatrice Ronzulli e del coordinatore Zuin del Veneto per questo progetto. C'è un progetto che riporta alle origini il centrodestra legato al territorio. A Padova è arrivata anche la senatrice Anna Maria Bernini, che è candidata all'uninominale al Senato, un posto che doveva essere del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che però è stata candidata in Basilicata per cercare di portare voti al partito anche dal sud. Bernini, origini rodigine e studi padovani, avverte gli indecisi di centro. Sta a noi spiegare ai nostri elettori e agli elettori in genere che il terzo polo sta a sinistra. Noi siamo centrodestra. Non sono preoccupata, ma se effettivamente questo messaggio non è ancora passato, è nostro compito spiegare che il terzo polo è a sinistra. Chi vuole votare centrodestra e chi vuole votare il centrodestra moderato può votare solo Forza Italia. Flat tax al 23%, snellimento della burocrazia, potenziamento delle infrastrutture, riforma della giustizia e sicurezza con i rafforzamenti di organico delle forze dell'ordine. Ecco i punti al centro del programma di Forza Italia, che non dimentica l'autonomia, come ha spiegato il coordinatore regionale Zuin. È una battaglia che noi vogliamo portare avanti, che era iniziata con un disegno di legge proprio del PDL in regione, e quindi per noi è un tema fondamentale per il Veneto. I candidati hanno ricevuto la benedizione al telefono da Silvio Berlusconi, collegato da Arcor in un lungo intervento che potrebbe riaccendere le polemiche per le parole di Berlusconi su Putin. Tra l'altro, per la Russia dobbiamo dire il nostro dispiacere di quello che è avvenuto in Ucraina. È stata una decisione sbagliata, io non so a che punto è stato forzato dal suo paese, dalla sua gente, dai suoi uomini del Partito Comunista a intervenire per difendere le repubbliche del Donbass dall'Ucraina di Yeltsin, ma adesso si trova ad avere dimostrato che le sue truppe non sono davvero l'armata invincibile. E a proposito dei costi energetici che stanno mettendo in ginocchio anche il nord-est, queste le soluzioni da adottare per Unione Popolare, Azione e Noi Moderati. Questa situazione fa emergere a tutti che il libero mercato dei prezzi dell'energia e dei settori di interesse generale produce dei danni molto seri, diciamo. Dalle privatizzazioni in poi si è puntato appunto sul libero mercato. Ecco, benvenuti nel magico mondo del libero mercato. Nazionalizzare gli asset strategici, a partire ovviamente dai colossi dell'energia. Questa è la linea di Unione Popolare, la lista dell'ex magistrato Luigi De Magistris, che anche in Veneto schiera diverse sigle della sinistra, da Rifondazione a Potere al Popolo. Di fronte alla folle corsa dei prezzi dell'energia, ognuno la sua ricetta. Cita di fatto l'agenda Draghi l'esponente di Azione Italia Viva. Bisogna sganciare il prezzo dell'energia prodotta dalle rinnovabili da quella ottenuta con il gas, bisogna dare un taglio secco da 10 miliardi alle bollette, soprattutto per le aziende energivore, bisogna immediatamente mettere, come dire, in cantiere il rigassificatore, nel senso di portarlo finalmente nella vera agenda e non con un dibattito sterile di sì e di no, e bisogna soprattutto cercare di contrattare con Bruxelles un tetto europeo al prezzo del gas. Per noi moderati occorre subito tagliare a monte le bollette per famiglie e imprese, almeno del 50%. Lo stesso meccanismo del credito d'imposta non può bastare. Quanto alle fonti di approvvigionamento, perché i rubinetti che hanno chiuso di tutte quelle stazioni di prelievo del gas sull'Adriatico, a 40 km proprio da Venezia, ancora siano chiusi. Abbiamo tutta una serie di iniziative che sono percorribili e fattibili, che però si perdono in una campagna elettorale che continua a parlare coi se e coi ma. Però tra 20 giorni è già troppo tardi. Io vengo da un settore che poi è quello sportivo, che sta già ragionando di chiudere le piscine a settembre è oggi.
Ed è stato varato questa notte il ponte sul fiume Lemene lungo l'A4 in direzione Venezia. Si tratta di uno dei 3 ponti compresi tra le opere incluse nei lavori per la realizzazione della terza corsia. L'intervento si è compiuto in poche ore ed è iniziato poco dopo le 22. Complessivamente l'impalcato del ponte varato nella notte pesa circa 280 tonnellate ed è formato da 5 travi dalla lunghezza di 48 metri l'una e dal peso di 50 tonnellate ciascuna. Il tratto autostradale è stato riaperto alle 4 del mattino con 2 ore di anticipo rispetto alle previsioni. E ora apriamo la grande pagina della 79esima mostra del cinema di Venezia. Delirio ieri sera al Lido per il passaggio delle star, un bagno di folla atteso da ormai 2 anni. Un bagno di folla atteso da 2 anni, un red carpet finalmente riaperto al pubblico, di nuovo in delirio, caccia di foto e autografi durante il passaggio delle star. E i divi non hanno deluso le attese. È questa la prima vera grande notizia che giunge dalla 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si è aperta ieri sera al Lido con la cerimonia di apertura condotta dalla madrina Rocío Muñoz Morales e con il Leone d'Oro alla carriera attribuito a Catherine Deneuve. Sul tappeto rosso tante star, celebrità di ogni tipo, a sorpresa anche il passaggio di Hillary Clinton, ma il Festival di Venezia non perde occasione di lanciare un messaggio di solidarietà e vicinanza all'Ucraina, martoriata dalla guerra, con il videomessaggio di Zelensky. Tornando al pubblico, tante storie ruotano intorno alla mostra. Ecco quella di Irene, entusiasta della riapertura al pubblico. Lei lavora alla mostra dietro le quinte come maschera in Sala d'Arsena. Io da questa mostra del cinema mi aspetto di ritrovare quella magia che solo il cinema dà. Inoltre qui girano persone che sono veramente appassionate o semplicemente anche persone che sono curiose, quindi sei contornato da persone che vogliono capire cosa sia il cinema e vedere comunque così tanta qualità e essere in un ambiente sicuro come la mostra del cinema di sicuro permette a tutti quanti di essere accolti. Confida che un giorno sogna di fare l'attrice e di salire proprio su quel red carpet che ieri ha visto solo dalle transenne. Io in primis poter accogliere queste persone e farle sentire al proprio agio, insomma, è già questo un regalo. Ho scelto di lavorare alla mostra del cinema perché sono un'appassionata in primis di cinema e inoltre vorrei lavorarci anche da grande, anzi fra un po' di tempo come attrice. Quindi questo mi sembra il paradiso in terra per quello che amo fare e non potevo chiedere di più. E la mostra del cinema compie 90 anni dalla sua prima edizione. La prima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è nata proprio qui, lungo la terrazza dell'Excelsior. Correva l'anno 1932, era il 6 agosto. Ben 27.000 gli spettatori presenti, di cui 17.000 quelli paganti, e ricordano le cronache dell'epoca. Ed ecco la terrazza storica dove è nato il Festival del Cinema di Venezia, cuore pulsante della mostra, dove si ritrovano attori, attrici e non soltanto, tutti coloro che sperano i loro sogni possano presto avverarsi. All'interno, nella sala ricevimenti dell'iconico albergo, la mostra fotografica che celebra da quel 1932 le immagini di attori, registi e volti noti dell'arte, della pellicola e della società, che fotografi e ritrattisti hanno scattato nel tempo, rendendoli immortali per la gioia dei tanti fan. Oggi come allora, tantissimi quelli presenti in attesa dell'arrivo del loro beniamino. Oggi siamo venuti un po' a vedere com'è la situazione, domani siamo con Timothée. Ecco qua, il selfie alla mostra del cinema ci sta? Beh, d'obbligo, sì. Voi da dove venite? Colli Ugani. Beh, io Colli Ugani, loro... Sossano, provincia di Vicenza. Sì, 90 Vicentina. Vabbè, siete quasi di casa. Sì, diciamo. sì, praticamente sì. Per i suoi primi 90 anni dalla fondazione, la 79esima edizione vede l'abolizione del muro anti-Covid. We're waiting for Cate Blanchett today. And we're so excited to be here. Yes, where do you come from? Germany. Czech Republic. Yeah. And are you here for? I'm waiting for Cate Blanchett. And also her movie, yeah. Everybody wants to know her. Everybody wants to know her. Why you wanted to know her? Because she's the best. Fan giunti da ogni parte del mondo e del Veneto, persino con la Scala, per avvicinarsi al red carpet. Per aspettare Kate.
Anche lei aspetta Kate? Certo, sono venuta qua apposta per lei. Ed è conto alla rovescia per il rito di beatificazione di Papa Luciani. Antena 3 lo seguirà in diretta da domenica a partire dalle 10. Un evento di fede e di territorio dalle Dolomiti a Roma, da Canale d'Agordo a Piazza San Pietro, passando per Vittorio Veneto e Venezia, luoghi della sua missione in terra come vescovo e patriarca. Cresce l'attesa per il rito della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, quell'Albino Luciani diventato pontefice per soli 33 giorni, ma entrato nel cuore e nell'anima di milioni di fedeli. Un legame profondo che Antena 3 racconterà in diretta dalle 10 di domenica, collegandosi con la natia Canale d'Agordo, dove la comunità si ritroverà in piazza davanti a un maxi schermo, un tutt'uno con Piazza San Pietro. Qui alle 10:30 la petizione per la beatificazione sarà letta da Monsignor Renato Marangoni, vescovo della diocesi di Belluno Feltre, sede della causa di canonizzazione del venerabile Giovanni Paolo I. Uno ha detto coraggio, se il Signore dà un peso darà anche l'aiuto per portarlo. Dopo i riti di introduzione, l'atto penitenziale, avrà inizio la beatificazione vera e propria. Sarà Francesco a proclamare Luciani beato. Ci sarà poi lo scambio delle reliquie. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Teologo, pastore, padre conciliare, uomo di intensa e per alcuni aspetti innovativa spiritualità, Albino Luciani è stato il Papa del sorriso, un sorriso che ancora oggi illumina e dà speranza. Una giornata storica per il Veneto che Antena 3 racconterà come sempre in diretta da Canale d'Agordo e da Roma. L'appuntamento quindi in diretta a partire dalle ore 10. Non mancate. Questo è l'ultimo servizio, vi lasciamo la previsione meteo. Grazie per averci seguito. Buonasera a tutti. Bentrovati al meteo. Nuova perturbazione atlantica in avvicinamento. La giornata di venerdì 2 settembre tutto sommato risulterà ancora buona. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato, il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle zone montane a partire dal pomeriggio, dove saranno probabili anche dei rovesci o temporali. Temperature stazionarie minime tra 13 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo poco nuvoloso, specie su pianura e costa, un po' più variabile in montagna dove nelle ore pomeridiane non si escludono degli acquazzoni. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime intorno ai 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento anche qui, dunque poche novità, solo con qualche nube e sporadici piovaschi. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 26-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.